Anche quest'anno ritorna in piazza Marconi Valdobbiadene on Ice, il contenitore delle manifestazioni natalizie del paese di Valdobbiadene. Sì, anche quest'anno grazie appunto alla Proloco di Valdobbiadene è tornata Valdobbiadene on Ice, è tornata alla pista per far divertire i bambini e per far trascorrere appunto i pomeriggi dei fine settimana e non solo le famiglie valdobbiadenesi e tutte le famiglie appunto del territorio che hanno voglia di divertirsi un pomeriggio, una sera in compagnia. Ecco, quindi un ringraziamento va soprattutto alla Proloco di Valdobbiadene in collaborazione anche con la Proloco di Bigolino e tutto il consorzio del Proloco per questi eventi che hanno organizzato nel mese di dicembre, appunto degli eventi collaterali insieme alla pista. Oggi c'è stato il mercatino natalizio qui in piazza Marconi, poi ci sarà il concerto gospel il 23 di dicembre alla chiesa San Gregorio, ci sarà il 24 dicembre il brindisi sia a Valdobbiadene che a Bigolino dopo la messa e anche durante il giorno sempre a Bigolino la carrozza con i cavalli Trucca Bimbi è quello che c'è stato qui oggi. Oggi poi insieme ai mercatini c'era il Treviso Comics Book Festival che hanno praticamente pitturato le vetrine dei nostri commercianti, quelli che hanno aderito appunto con dei temi ecco, natalizi, quindi per valorizzare anche per quanto poco si riesca a fare il commercio.